Ecco, vedi, succedono delle cose alle quali tu non penseresti mai, cioè Enzo Caradonna che balla con me e questa roba, io non Sì, saprei. sì, infatti io non ballo quasi mai questa roba. Ah, non balli? No, No. questa Che balli tu quando balli? Ma quando ballo qualche pezzo che va, diciamo, tipo come hanno fatto l'anno scorso, Duo fa l'americano, fatto house, fatto... vabbè, allora mi prendo Sei anche più moderno di me. Ma infatti... Questa è una canzone degli anni 60. Mi adeguo. Ecco, allora volevo informare i telespettatori che questo signore si chiama Enzo Caradonna. Buonasera. Ed è, buonanotte. secondo me, una delle penne più belle di questa città. Ah, sì, no, no, lo dico serio, anche perché non commento mai quando non gradisco. Grazie. E invece Caradonna ha scritto tantissime canzoni belle, non solo per te, ma anche per gli altri. Infatti, Tra l'altro tu sei foggiano, non sei... Sì, io... Vabbè, sfatiamo questa cosa. Io sono nato a Napoli, però avevo l'età di 3 anni, sono andato a Foggia perché sono stato portato, perché mio padre è fioraio e praticamente a Foggia ha voluto andare a portare la sua arte di fiorista. E io l'ho seguito perché dovevo seguirlo. E poi? Quando sei tornato? Dopo il militare, perché io sono stato l'unico napoletano del post-terremoto a partire insieme a altri pochissimi, eravamo 1.000.000 in tutta Italia, perché eravamo praticamente non residente nella regione Campania. Allora, essendo io della classe 66, non dovevo partire, ma residente a Foggia, in Puglia, mi sono beccato 1 anno e proprio in quell'anno usciva il mio primo 33 giri da cantautore, è stata una storia meraviglia, ce l'hai ancora quel 33 giri? No, ce l'ha qualcuno sicuramente a casa, perché io a casa mia di mio non ho proprio assolutamente niente. Infatti io per venire qua pensavo di cantare, ho dovuto farmi prestare la... Caradonna, non mi mettere in difficoltà che adesso mi lanci le zeppate in onda. Mi sono fatto... Qui non canta, aspetta, non si canta, Caradonna, fammi finire. Anche se venisse Massimo Ranieri. Ho capito, grazie per avermi accostato a uno dei più grandi. No, lo dico perché... Ho preso il CD che avevo regalato alla signora del piano di sopra, la signora Mentone, ho detto prestamelo perché non ce l'ho. Come sei carnale? Se no dovevo andare. Che cosa aveva fatto la signora? L'aveva regalato o se l'era conservato? Ce l'aveva e ogni tanto lo sento pure dal balcone, sai, la Napoli popolare è bella. Sei fantastico. Tu sei la pace o la tregua? Ma io sono la guerra, prima di tutto, però mi piace far pace. La tregua non esiste per me. Allora, tu sei uno complicato, tu sei uno... Sì, molto. A Napoli, adesso non mi va di dire la parola, andiamo in onda durante tutta la giornata, no? Ma si direbbe tu sei proprio un cacacazzo, l'ha detta lui, sì, Fratellini, l'ha detta lui. E dico, ma come mai? Ma nel giusto però, attenzione. Con gli anni sei diventato intollerante? No, io non sono proprio cambiato. Io praticamente quello che ero 25 anni fa, quando sono arrivato a Napoli, ho iniziato ad incidere, anzi, sono diventato un pochettino più capriccioso, ma sempre perché secondo me sto nel giusto, perché sennò non lo farei. Senti, ma volevo sapere, cosa ti dà più fastidio? Un testo pieno di brutte parole o un testo cantato da uno che non sa proprio cantare? Tutte e due le cose, perché uno perché faccio il cantante e penso di farlo egregiamente. Il secondo perché faccio l'autore, come tu con i tuoi complimenti. Mi incazzo. Ecco, bene. Allora, tu hai cantato tante cose, adesso per parlare di tutta la tua musica io il tempo non ce l'ho, però volevo parlare di una canzone che si chiama E po'. E poi te ne si giuto, e poi te si scordate me. Sai che è un pezzo internazionale, secondo me. La classica melodia larga, meravigliosa. Tu nel pieno della tua bellezza, della tua voce e dei tuoi anni. Ora, per scrivere una canzone come Po, bisogna soffrire un po', secondo me, no? Ma io penso chi non è stato... sofferto. Ma sì, ma sicuramente. Chi è che non è stato mai lasciato? Chi è che non è stato... A me mi fanno ridere quando mi dicono, sai, io faccio soffrire femmina, ma quando mai? Le femmine non soffrono, fanno soffrire. Ecco, tu sai che gli esperti dicono che bisogna elaborare il lutto d'amore e ci vuole un tempo per elaborare questo lutto. Ora, una volta che tu questo lutto l'hai elaborato, che cosa succede? Che è come se ti trovassi davanti ad una porta. Ok, aprendo quella porta ti si apre un mondo nuovo davanti. Però ognuno di noi, quando si trova quella porta davanti, resta per qualche secondo sulla soglia. Enzo Caradonna, sulla soglia, si dice per fortuna o maronna mia?
Per fortuna, certo, che Maronna vive per fortuna. Per fortuna. Sì, è andata poi così, per fortuna? Sì, perché si chiama Fortuna, la mia donna e la mia compagna di viaggio. Perché sei figo? La mia... Sei califano, perché hai trovato il modo per collegarti a Fortuna. Ma si chiama Fortuna. Certo. La chiamiamo Nella. Da Fortunella. Si chiama Fortuna. Si chiama Fortuna. Quindi tu dovevi dire per forza. E tu come lo sapevi? No, infatti non lo sapevo. Si chiama Mazzo degli autori. Benissimo. Hai capito? Bene. Allora, ci sono le invasioni francesi. Adesso io ti faccio vedere Fiorello che imita Carla Bruni. Guarda la clip. S'il vous plaît, monsieur, je suis Carla Bruni. Qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Parli qua? Lo sgabello. Come siete volgari voi italiani? Noi in Francia questo lo chiamiamo tres paul pour les cap. Voilà. La spalette. Quando mi scendi la spalette, tu la... Fais beaucoup attention, s'il vous plaît. Voilà. Légèrement irritante. Allora, grande Fiorello, questa è un'imitazione che fa ridere molto, che ha fatto ridere molto. Allora, sei a cena con Carla Bruni. Tu? Sì. Mettiamo per un attimo da parte Fortunella, sì, ok? Sì. Sei a cena con Carla Bruni e chiaramente devi attirare l'attenzione di Carla Bruni. Per attirare l'attenzione di Carla Bruni, di che cosa parli? Le parli della pace del mondo o le chiedi perché non è diventata mai Miss Universo? Ma io non penso che a cena con una donna devi parlare della pace del mondo. Perché la pace nel mondo ce l'auspichiamo un po' tutti, però insomma poi i governanti, chissà perché mettono sempre qualcosa in mezzo per evitare che tutto questo si possa realizzare. Beh, io parlerei dell'altro discorso. Perché non sei arrivata ad essere la Miss Universo? Miss Universo, sì. Parlerei di quello, più che altro. La pace del mondo non penso che possa essere un E a discorso. quel punto, se la Bruni ti rispondesse, ma allora lei crede che io sia una donna solo bella? Io direi sì, sei solo bella. Sei proprio un antipatico, cara Assolutamente. donna. Sei proprio una persona Ma sgarbata. Senti, le donne sono fondamentali o impegnative? Sono fondamentali e impegnative, perché la donna, io non scopro l'acqua calda dicendo questo, è la forza, no, dell'uomo, perché se tu hai una donna intelligente, bella, sensuale e che ti dà quell'input forte per poter sempre combattere i problemi quotidiani, tu sei uno che diventi forte e li puoi combattere serenamente, insomma, e puoi andare avanti man mano tutti i giorni, sconfiggendo le paure, le ansie, tutto quello che ti prende pure quando insomma sta da fare un CD, una realizzazione di un programma e tutto. L'altro erano impegnative, sì, è anche impegnativo essere con una donna, perché comunque devi dargli tanto, non devi dimenticare che lei esiste e tante altre cose, insomma. La devi far sentire importante, perché se lei ti fa diventare forte, essendo bella, insomma, arrapante, intelligente e tutto, terrà che le darà e tu devi dare in cambio, ti devi impegnare. Tu che fai con le donne? Le stoni, le bombardi di parole? Cioè, cosa fai? No. Adesso io ho messo le brache al chiodo, non esiste più. Che cara donna? Niente, che extra mia moglie non è successo mai niente. Da quando io sto con la mia Fortunella. In televisione, lo stai dicendo? No, è vero, mi possono anche smentire. Bene. Allora, mi possono smentire, possono chiamare, possono fare i messaggi. Che ne so. Sì, si può fare, cioè possono fare quello che vogliono. No, è stata l'unica donna della mia vita che non ha mai avuto un cornetto. Mai? Dove l'hai incontrata, te lo ricordi? Sì, me lo ricordo. Dura? No. Perché hai fatto una faccia proprio di... Mamma diciamo che lei l'ho incontrata come fan di Cara Donna, ma non era proprio fan del cantante, lei era fan mio, cioè di Enzo. Sì, della persona. E poi da cosa? E poi tu sei diventato fan di Fortunella. Sì, sono un super fan di Fortunella. Ti do due parole, dimmi quale ti somiglia di più. Fuggito, tradito. Fuggito. Fuggito? Sì, fuggito. Da chi?
Ti prego Caradò, non mi fa la lista, no, dimmi fuggito da una. Allora, fuggito dalla vita, da una vita che avevo prima e che poi si è aperto quel portone, io sulla soglia ho detto meno male, cosa ho detto? Ho detto non sei solo un rompiscatole, sei anche un maledetto, secondo me. Allora, adesso arriviamo al momento delle facce, ok? Quella è la tua, facce che facci e faccio solo io. Così salutiamo anche Mariarca. Allora, quella è la telecamera, io ti do una serie di situazioni e tu con questa meravigliosa facciona che c'hai, vedi che devi fare. Facciona perché sono grasso? Com'è? No, poi lo dico io, te lo puoi tenere. Bene, allora, se tu sei in pantofole a casa e arriva tutta la troupe di Chi l'ha visto, che faccia fai? Pensa alla Sciarelli davanti a questa tua felicità immensa. Ecco, in ciabatte a casa mia, viene una troupe 14, 15. Allora, fugge una pantera dal circo di Moira Orfei e tu la trovi stesa nella tua auto. Che faccia fai? Secondo me fugge la pantera. Allora, ti chiudi un dito nella porta dell'ascensore. Ah, sei meraviglioso, Caradonna. Perché tu non hai mai fatto i filmarelli, tu? Sai, film ispirati alle canzoni, allora, i musicarelli. Ettore, dimmi, Caradonna. Posso dire una cosa? Una roba che sentiamo solo io e te, prego. Allora, tutto quello che si fa a Napoli, se possono evitare di farmi arrivare, lo fanno subito. Io la chiuderei qui. Va bene? No, però no, perché c'è la parte più importante, tutti si fanno queste domande, dagli impresari ai dottori, ai medici. Dove vai? Incontro a nuove emozioni. Ci sei? Io ci sono sempre. Ci ripensi mai? Sì. È stato molto bello, Caradonna. Anche per me. Le donne te lo dicono mai alla fine di un... Qualcuna te l'ha mai detto? Sì. Caradonna è stato veramente molto bello. Sì. Qualcuno ha detto pure per esempio. E tu cosa hai detto? Mi aspettavo di più. No, vabbè, cosa ho detto? Avevamo finito meravigliosamente bene. Cioè, ti dovevi scusa, ma perché? Io voglio dire una cosa, ma perché uno che parla e dice sempre quello che pensa? È un rompiscatole. Mannaggia la miseria, ma perché è così? Lo dici a me? Fai un disco adesso, che fai? No, ci sto pensando. Ho 3 pezzi, sono 2 anni che non incido. Perché? Perché non ho trovato nuovi stimoli. Ok, non finisce, no, continua.